Puglia, come qui ad Aetora, in via Manzoni. Ti va dentro, te senti, te bevi l'ombra, te mangi un sporchesso e te ciacoi. Prova a parlarci se lo vuoi, la verità ci aiuta a crescere, lo sai, ma dove vai? Ora sei sola, non fare così, oh così, è dura e mentre tutto va in male ora, io ti voglio di più, di più, di più, oh, yeah. Ma tutta roba ruspante, tutta roba dei cittadini. Buongiorno, prima edizione, 25 aprile. Non potevamo che iniziare parlando della morte di Giancarlo Gentilini. Ieri la nostra lunga diretta per raccontarvi le tappe della sua vita, per parlarvi di Gentilini come uomo politico, ma siamo andati anche dalla famiglia come papà, come marito. Insomma, abbiamo ripercorso la vita di Giancarlo Gentilini, morto ieri all'età di 95 anni. Ne parleremo ampiamente anche oggi per ricordare un uomo che ha tracciato un solco importante per Treviso. L'hanno definito tutti un uomo simbolo a Treviso. Perdiamo una figura importante per questa città. Insomma, ieri è arrivata la notizia e in poco tempo si è sparsa non solo a Treviso ma in tutto il Veneto. Abbiamo sentito i cittadini, tutti si sono radunati in piazza per ricordare quest'uomo. Oggi, come vi dicevo, però è anche il 25 aprile, festa della liberazione, tante le cerimonie in tutte le città con la deposizione della corona anche a Treviso. Poi vi faremo vedere le immagini nel corso del nostro telegiornale di questa sera. E anche la cronaca però, perché c'è stato un incidente a Verona, ci sono stati momenti di paura questa mattina per una comitiva di turisti in vacanza sul lago di Garda. Il bus sul quale viaggiavano, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada a Castelnuovo del Garda, appoggiandosi agli alberi oltre la careggiata. La posizione del mezzo impediva la riapertura delle porte. Dei vigili del fuoco sono intervenuti per aprire un varco nel bus e consentire alle 51 persone che si trovavano a bordo di poter scendere. Nessun passeggero è rimasto ferito. Ed ora torniamo a parlare dello sceriffo di Treviso, di Giancarlo Gentilini, morto all'età di 95 anni, il decesso nel pomeriggio di ieri. Tutti quelli che mi dicono: signor sindaco, come sta? Sto in piedi. Rispondeva così solo il 7 aprile scorso Giancarlo Gentilini a chi non l'aveva visto alle celebrazioni per il bombardamento di Treviso. L'animo sempre vivo su un corpo che da qualche tempo stava dando i segni di cedimento. E oggi pomeriggio da artigliere alpino è andato avanti. Lui che ricordava così la gioventù e le bombe sulla città. Era una contraerea al Ciolo e neanche a sera da giù da ragazzi andavamo là e ci davano del pane di mangiare. Vedi che quando erano cessate le battaglie si trovava l'accordo, l'amicizia, no? Gentilini era nato nel borgo di Serravalle il 3 agosto del 1929. Dopo la guerra e il servizio militare si era laureato in giurisprudenza, diventando uno degli avvocati della Cassa di risparmio della Marca Trevigiana. La svolta politica arriva nel 1994, dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana e l'adesione di Gentilini alla Lega di Bossi. Alle elezioni comunali viene dato per perdente contro il candidato del centro-sinistra Aldo Tognana, che invece supera il ballottaggio diventando il secondo sindaco non democristiano della storia di Treviso. Da quel punto iniziano le sue battaglie che ne caratterizzeranno la gestione della città, e dalle panchine eliminati davanti alla stazione alla gestione dei migranti criticata per la tendopoli montata sulla discarica di Via Orsanigo. In 3 parole ha sempre definito la sua linea d'azione: ordine, disciplina e rispetto delle regole. Che piace ai trevigiani, visto che nel secondo mandato, nel 98,
quanto supera un altro big della città come Domenico Luciani. Una vita costantemente tra case in Viale Montegrappa, Cassugana e soprattutto tra le vie della città in mezzo alla gente e nel controllo dei cantieri. Nel 2003 la staffetta con Giampaolo Gobbo, dove per 5 anni accetta l'incarico di vice sindaco, che nel 2008 viene rinnovata fino al 2013, quando viene sconfitto da Giovanni Manildo. Da quel punto, pur ritirandosi di fatto a vita privata dopo un periodo da consigliere comunale, non smette di suggerire ai suoi successori progetti, idee e problemi della città. Fino ad oggi, quando, complice un problema ai polmoni ed un'insufficienza cardiaca, Giancarlo Gentilini all'età di quasi 96 anni ci ha lasciato e soprattutto ha lasciato la sua Treviso. Dio, patria e famiglia, questi ideali. E questa sera, in prima serata dalle 21, andrà in onda la puntata speciale della nostra storia che il Lucio Zanato aveva realizzato lo scorso anno in occasione dei 95 anni di Giancarlo Gentilini, ripercorrendo le tappe principali della sua vita dall'infanzia alla naia nel corpo degli alpini, ricordando il bombardamento di Treviso e la sua carriera politica. Ed ora invece noi vediamo proprio il compleanno, il suo ultimo compleanno festeggiato. Ordine, disciplina e non vuole che Treviso venga un centro di droga, di prostituzione e di intrallazzi. Questo è il compito e questo è il messaggio che io do a tutti i cittadini. Prova a parlarci se lo vuoi. È solo uno dei tanti contributi che abbiamo preparato per i 95 anni di Giancarlo Gentilini e che commenteremo insieme al protagonista domani sera dalle 21 nella prima serata di Antena 3. Un omaggio dalla nostra emittente per una personalità che ha firmato un capitolo lungo 20 anni della millenaria storia di Treviso. Osannato, criticato, studiato, ma soprattutto copiato, Gentilini passa alla storia per aver creato un nuovo stile in tutta Italia di amministrazione comunale. Amato o odiato, c'è chi come il presidente di Cassamarca, banca dove Gentilini ha curato l'ufficio legale per 35 anni, che lo commentava così. Gentilini, impossibile dare spiegazione a Gentilini. Vale il Vangelo: agli occhi non vede, alle orecchie non sente. Poi ho un vecchio di 80 anni, non vede niente, non sente niente, solo i tombini e i marciapiedi. Che resti là? Stia attento che il tombino sia chiuso, che non precipiti dentro. Ma lui ha sempre tirato dritto, come nella rivoluzione della viabilità dentro e fuori le mura, il famoso PUT, che il prossimo anno toccherà il quarto di secolo di attività e che ai nostri microfoni raccontava così. Siamo su un nodo di Porta Santi 40, un po' di rallentamento perché ci sono immissioni che vengono da Viale Montegrappa, però si supera un colpo di acceleratore e ci mettiamo subito in marcia. Mi sembra di essere nelle grandi città, sai? Domani sera rivedremo con Gentilini la Treviso dal ventennio fascista al Covid, commentando le trasformazioni della città ma anche della comunità trevigiana. Ecco, siete bellissima accoglienza. Cosa volete di più? Siete un sindaco di Arazza Piave? Il traguardo dei 95 anni di Giancarlo Gentilini domani sera dalle 21 nella prima serata di Antena 3. Il nostro e il vostro regalo di compleanno al sindaco di Treviso per sempre. E la notizia di ieri ha lasciato davvero sotto shock tutta la città, tanti messaggi sono arrivati anche alla nostra emittente, tanti i video di persone, di politici, ma non solo, che hanno voluto lasciare un ricordo dello sceriffo di Treviso, ovviamente in prima fila il sindaco di Treviso, Mario Conte. Oggi pomeriggio il grande Giancarlo Gentilini purtroppo è andato avanti, come dicono i nostri alpini e l'alpino Giancarlo Gentilini, una persona straordinaria che ha dato tantissimo alla città di Treviso, ai cittadini, ha insegnato e ha fatto crescere generazioni anche di amministratori come il sottoscritto, e quindi non posso che ringraziarlo per l'uomo che è stato, per quello che ha fatto e per i valori che ha saputo trasmettere. Da qui dobbiamo ripartire, proprio da quegli insegnamenti di amore, di passione, di onestà e di fiducia che lui ha riversato quotidianamente e senza risparmiarsi nei confronti dei trevigiani e della politica locale. Quindi grazie a Giancarlo Gentilini, grande uomo, grande alpino, grande padre, grande sindaco e oggi soprattutto per noi un grande punto di riferimento. Quindi ci stringiamo attorno al dolore della famiglia, alla moglie Maria, ai figli Antonio e Stefano e davvero sentite
sentite condoglianze a tutti per un uomo che ha cambiato il destino della città di Treviso e ha cambiato la figura del sindaco in Italia. Un uomo che ha cambiato la figura del sindaco, degli amministratori, questo lo hanno detto davvero in tanti. Noi adesso vi proponiamo invece le parole raccolte del presidente della regione Luca Zaia. La notizia della scomparsa di Giancarlo è una di quelle notizie che non avrei mai voluto sentire. Nonostante i suoi 95 anni, per me rappresentava un punto di riferimento, una persona con un'energia unica, ed è stato per me, ma non solo per me, per moltissimi giovani di quegli anni, inizio anni 90, un riferimento, perché lui ha dato vita a un nuovo corso come interpretazione del ruolo del sindaco. Ed è stato colui che ha messo al centro dell'attenzione con una, diciamo, attenzione quasi ossessiva, il cittadino che diventa attore protagonista, il sindaco diventa il servitore, tant'è vero che il sindaco, come interpretato da Giancarlo Gentilini, e io me lo ricordo, era un Giancarlo sempre con il suo blocco notes sulla tasca destra della giacca, pronto per scrivere a penna ogni indicazione, ogni protesta, ogni suggerimento dei cittadini e poi intervenire direttamente sugli uffici comunali. È stato una persona di grande cuore, un decisionista, ascoltava tutti ma poi decideva, a volte anche nell'immediato con soluzioni controcorrente, magari non comprese da molti, ma alla fine aveva sempre ragione. Ha sopportato polemiche ingenerose rispetto a scelte che ha fatto, che poi si sono rivelate le scelte più belle, diciamo, per Treviso. Una per tutte, il nuovo piano del traffico, il PUT, che ancora oggi diciamo, è un piano che ci viene invidiato da tutti per la fluidità che dà alla viabilità comunali. Ma soprattutto Giancarlo Gentilini è stato un punto di riferimento anche politico, perché questo nuovo corso che lui ha inaugurato ha permesso ovviamente lo sdoganamento della Lega come forza politica, della Liga Veneta e poi della Lega Nord all'interno degli uffici e dei palazzi delle pubbliche amministrazioni. Quindi credibilità, ovviamente standing e affidabilità sono stati tutti i valori che lui è riuscito a trasmettere ai cittadini, che hanno aiutato tutti noi poi nell'amministrazione. E lo voglio ricordare con quella sua risata grassa, con le sue urla di una persona che non dimenticheremo mai. Le mie condoglianze vanno ovviamente alla moglie, ai figli e a tutte le persone che gli hanno voluto bene. In un attimo, dopo la notizia della scomparsa di Giancarlo Gentilini, sono davvero arrivati tantissimi messaggi. Noi abbiamo anche raccolto poi il cordoglio dei cittadini a Treviso, tantissimi che addirittura ci fermavano per dire una parola su Giancarlo Gentilini, ma anche tanti turisti che ci hanno fermato, alcuni addirittura da fuori Veneto che conoscevano lo sceriffo di Treviso e dicevano, insomma, difficile trovare poi un sindaco come lui. Tante le voci, le abbiamo detto, anche quelle del presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon, che ha detto: abbiamo perso un punto di riferimento. Abbiamo perso un gran bel punto di riferimento, forse oserei dire il punto di riferimento per noi sindaci della Lega soprattutto. Ha cambiato il modo di fare il sindaco con la gente, tra la gente, un gran bel punto di riferimento. Ciao Giancarlo, fai buon viaggio e grazie per quello che ci hai dato. E da Treviso a Belluno a parlare anche il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrini. Il ricordo personale di Giancarlo Gentilini è avvenuto quando da poco ero sindaco di Longarone, l'ho incontrato al bar della stazione, proprio di Longarone, dove lui era solito passare e fermarsi. In quell'occasione parlammo di un evento da realizzare a Treviso proprio legato al disastro del Vajont. Poi l'ho incontrato più volte, soprattutto in occasione delle adunate degli Alpini. Un ricordo bellissimo, ce l'ho legato al raduno triveneto che fu fatto a Belluno nel 2011, dove insieme al papà ed altre persone si mise là con noi a raccontare un po' la sua storia, la sua vita legata proprio al mondo degli alpini, in cui era particolarmente affezionato. Ecco, penso, come dicono tutti, insomma, è stato un po' un pioniere del nuovo modo di fare il sindaco, quello di essere in mezzo alla gente, di anche battagliare contro tantissimi aspetti legati ovviamente al bene dei cittadini.
Ed anche le parole del sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco, sentiamole. Nicola Finco, sindaco di Bassano del Grappa, che ricordo tracciare di Giancarlo Gentilini? Beh, un bellissimo ricordo, è una delle prime persone che ho conosciuto quando 23 anni fa sono entrato in Lega, era una sorta di modello, ma lo è tuttora. Un amministratore fortemente legato alla sua città, il papà degli amministratori locali del Veneto, perché è stato, diciamo, quello che ha aperto la strada poi in tanti territori a far crescere la Lega come un modello di buon governo e di buona amministrazione. È una persona che ha diviso ma anche unito, una persona dal carattere schietto, diretto, ma molto attento alle esigenze della sua terra. Una persona a volte anche critica all'interno del partito, ma sempre propositivo e con la schiena diritta, no? Lui diceva sempre: io sono una persona retta, con una coerenza nella mia vita personale ma anche nella mia vita politica, e lo ha dimostrato, perché negli anni, mi ricordo più volte, quando ha finito di fare il sindaco gli era stato proposto di fare il consigliere regionale, l'assessore regionale, il parlamentare, ma lui ha sempre rifiutato incarichi ed è sempre stato fedele al partito, quindi ha dimostrato nella sua lunga vita di essere veramente una persona coerente, cosa rara oggi in politica, quando vediamo soprattutto in questi tempi cambi di casacca a seconda delle mode del tempo. Quindi sicuramente un modello da imitare. Si chiude un'epoca con Giancarlo Gentilini, un'epoca che purtroppo non tornerà più, però spero che la sua esperienza e il suo modello rappresenti ancora un qualcosa di importante per i nuovi amministratori e per coloro che in futuro si avvicineranno al mondo della politica e dell'amministrazione locale. Visto che abbiamo parlato di modello Gentilini, lei da sindaco che cosa porterà ancora con sé di questo modello, di questo stile? Ma la schiettezza e la concretezza, cioè in politica ma soprattutto in amministrazione con i cittadini bisogna essere chiari, non bisogna raccontare cose che non sono vere o piuttosto che raccontare favole, bisogna essere concreti, avere un contatto diretto con il territorio, che è quello che poi permette anche di capire le vere esigenze e poi anche fare le scelte concrete sulla base delle necessità della città. Quindi sicuramente per me sarà ancora un modello da seguire che mi guiderà nei prossimi anni. Lei è sindaco di Bassano da meno di un anno, ha avuto modo di sentire Giancarlo Gentilini in questo periodo? Ma l'ho sentito i primi giorni, cioè quando sono stato eletto so che mi ha chiamato e si è complimentato, perché insomma avevamo questo rapporto anche di amicizia e per lui eravamo come tutta una serie di nipoti, no? Perché io ho 40 anni, ma come penso a Mario Conte e a tantissimi altri amministratori, lui ci vedeva un po' come i suoi nipoti, perché giovani amministratori che sono cresciuti e che oggi hanno delle responsabilità importanti. Senta sindaco, un saluto a Giancarlo Gentilini. Ciao Genti e grazie di tutto, grazie per quello che ci hai dato ma soprattutto per quello che ci hai insegnato. E fra le persone che conoscevano bene, possiamo definirlo un amico, abbiamo sentito ieri il figlio di Gentilini che insomma, ha parlato dei tanti amici che erano vicini a Giancarlo Gentilini, fra questi il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, che ho in linea. Francesco Benazzi, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Oggi è una giornata triste, lo era ieri, abbiamo sentito tantissimi messaggi davvero da tutto il Veneto, ma non solo, da tutto il Veneto, che ricordavano una persona che ha davvero tracciato una strada importantissima per Treviso, l'hanno chiamato il simbolo di Treviso. Lei lo conosceva bene? Sì, ho avuto l'onore di conoscere Giancarlo Gentilini ancora quando ero un ragazzo, perché era amico di mio papà era un alpino, artigliere da montagna come Giancarlo, ha fatto la guerra in Grecia, Russia, Albania, è stato prigioniero in Germania e Giancarlo lo ricordava sempre, io gli sono grato di questo, lo ricordava sempre anche dopo quando mio papà è morto, per come un amico sincero, un amico fraterno, un amico alpino, e Giancarlo era un grande alpino, un grande uomo, un grande sindaco. Io lo ricordo come una persona, Giancarlo sembrava burbero, ma burbero non lo era. Giancarlo era una persona che aveva un grande cuore e dopo era una persona limpida, sincera. Quello che pensava te lo diceva, non usava mezze parole, mezzi giri di parole, cioè era un immediato, e proprio per questo io lo apprezzavo, ma credo tutti i trevigiani lo apprezzassero per questa dote, questa grande umanità, questa grande presenza che era fondamentale, questa vicinanza alle persone, anche agli ultimi, e soprattutto questa schiettezza che in politica è difficile trovare.
Era ricoverato lì in ospedale a Treviso, ci ha raccontato anche il figlio, ci ha raccontato anche la moglie di Gentilini, insomma hanno detto l'importanza che ha avuto per loro la sua vicinanza, dottor Benazzi, nei momenti più difficili, quelli insomma, che hanno portato poi purtroppo alla morte di Giancarlo Gentilini. Beh, intanto una vicinanza a Maria e Antonio di cuore proprio, e poi credo che sia il minimo che debba fare un sanitario. Io mi considero un sanitario anche se faccio una professione un po' diversa che è quella di direttore generale. Credo che sia fondamentale e sia importante che nella cura si aggiunga un'umanità, è quello che io vorrei e voglio e spero di averlo, come dire, passato ai miei collaboratori, che si cura anche stando vicino alle persone, perché un sorriso, la vicinanza, il capire, il comprendere, l'ascoltare, come faceva Gentilini con la gente, possa servire a superare tante difficoltà, comprese quelle della malattia. Giancarlo è stato stoico anche nella malattia. Io andandolo a trovare anche col mio direttore sanitario, lui una battuta l'aveva sempre, ed è stato, devo dire, fino all'ultimo attivo, se non l'ultimo sorridente, se non l'ultimo, insomma, i Gentilini che tutti noi ricordiamo, e quindi credo che insomma ci ha lasciato un'eredità pesante, però ci ha lasciato un'eredità bella, ecco, questo sì, pesante perché è difficile trovare uomini come lui, e bella perché è un ricordo stupendo, per me almeno è un ricordo stupendo. Ieri ci ha detto sono molto provato, non riesco a parlare. Oggi ha un giorno, purtroppo ancora poco, che cosa le viene in mente di Giancarlo Gentilini? Allora mi viene in mente quando mi chiamava Boccia, perché alle giornate degli Alpini mi chiamava Boccia, quando andavo anche con mio papà, poi mi chiamava Boccia perché ero un Boccia, ecco, per lui, ma credo che è un modo affettuoso ovviamente di parlare di una persona. Io lo ricordo come un grande uomo, sempre disponibile, col suo sorriso straordinario, quel modo di ridere che è difficile ovviamente tradurre, no? Però si vedeva come tutta la sua vita, cioè lui riusciva sostanzialmente a manifestare i suoi sentimenti, quelli che lui aveva veramente nel cuore, e il sorriso era uno di questi sentimenti, portato ovviamente, direi quasi con eccesso, un sorriso potente, come era potente la sua voce, no? Quando si sentiva parlare, si sentiva la voce di Gentilini, era inconfondibile, cioè, voglio dire, e questo è l'uomo, cioè aveva una caratteristica inconfondibile, no? Che non è replicabile, non è replicabile. E questo, e quindi mi sono commosso perché io affianco a Giancarlo Gentilini la mia giovinezza, fatta appunto, un ricordo anche di mio papà, e sono contento che si troveranno, no? In cielo, e sicuramente si parleranno. Che cosa lascia a Treviso? Che cosa perde Treviso con questa mancanza di Giancarlo Gentilini? Treviso non perde niente, perché credo che il ricordo di un grande uomo resti sempre impresso, ecco, nella mente delle persone, almeno in quelle della mia generazione e anche più giovani di me. Treviso perde comunque una figura importante, uno di noi che aveva un ruolo importante, che amava la sua città. Lui amava profondamente Treviso e amava i trevigiani. Guardi, io ricordo questo, anche se è una cosa molto personale, ma credo che lui mi ha scritto tanto, io le ho tutte le lettere di Giancarlo Gentilini, e mi diceva: mi raccomando, guarda, ti dico, queste cose non vanno bene in ospedale, no? Non va bene sta cosa, non te lo dico per fare un rimprovero a te, perché so, me lo scrive, che comunque ti cerchi di darti da fare in qualche modo, lo faccio per i miei cittadini, perché tu possa capire che i miei cittadini hanno questa sofferenza. E lui mi ha sempre scritto le lettere per gli altri, mai per se stesso, e questo credo sia un segnale importantissimo di avere quindi come dire, il pensiero più per gli altri che per se stessi. È una cosa difficile che pochi uomini hanno, e lui questo pensiero lo aveva sempre.
Noi infatti abbiamo girato, direttore, ieri, insomma abbiamo fatto una lunga diretta, abbiamo girato nelle vie di Treviso, quella Treviso che lui amava tanto, abbiamo sentito gli esercenti, dei baristi e ci hanno ricordato proprio questo, che lui era sempre disponibile a sentire, anche le problematiche della città, e il giorno dopo cercava immediatamente di risolverle. Mai una cosa per lui, ma proprio ascoltava tanto i cittadini, e questa è una cosa che mancherà a Treviso davvero. Mancherà sicuramente. Noi abbiamo dei buoni amministratori, io lo dico sempre, siamo fortunati, noi veneti siamo fortunati, sia per quanto riguarda il comune, i comuni, la regione, la provincia, abbiamo degli amministratori che hanno a cuore i problemi della gente. È chiaro che è sempre più difficile, no? Le risorse sono quelle che sono, lo vedo anch'io nel mio lavoro, quindi cerchiamo di fare il possibile con le risorse che abbiamo, però lui aveva questa peculiarità. Sapeva stare in mezzo alla gente, con la gente, ma in modo naturale, cioè un modo, non era una cosa che lui doveva fare, era nel suo DNA, era lui così, era Gentilini. E dopo uno lo amasse per le idee, qualcuno diceva i leprotti, questo. Guardi, io credo che una delle persone più buone che ho conosciuto sia Giancarlo Gentilini. Le sparate che lui facevano parte del folklore di Giancarlo Gentilini. Ma Giancarlo Gentilini era un uomo che, continuo a ribadire, limpido, era un uomo che diceva le cose che gli venivano così. Oggi siamo tutti molto strutturati, no? Ci creiamo questa barriera, abbiamo ovviamente anche qualche volta paura di esprimere i nostri sentimenti e quindi creiamo questa corazza, no? Invece lui non aveva la corazza, era un uomo come distinto, ti voleva bene, te lo diceva, avevi bisogno di lui, ti aiutava, cioè è questo che ci mancherà fondamentalmente di Giancarlo Gentilini, oltre al suo sorriso, al suo modo di essere Giancarlo Gentilini. E ricordo quello di Giancarlo Gentilini con il berretto che lui amava tantissimo, il cappello dell'alpino. Certo, è un simbolo, ma vede, Giancarlo Gentilini non poteva essere arruolato un'altra arma, doveva per forza fare l'alpino, perché l'identità dell'alpino è la generosità e il darsi agli altri, e quindi Giancarlo Gentilini poteva solo essere un alpino. Ha avuto poi, ovviamente, è stato arruolato negli alpini, ma credo che nessun'arma rispecchiasse chiaramente l'anima e il modo di essere di Giancarlo Gentilini, se non quella dell'alpino, perché l'alpino, il significato di alpino significa generosità e ovviamente propensione agli altri. Io, direttore, avrei dovuto parlare con lei di tanti argomenti, però oggi abbiamo voluto... No, grazie, io la ringrazio, preferisco evitare, teniamo, ecco, sì, la ringrazio di questo. Grazie. Abbiamo voluto parlare e ricordare, insomma, Giancarlo Gentilini, quindi io la ringrazio davvero per essere stato con noi, insomma avremo occasione poi di parlare anche altre volte. Grazie, grazie a davvero. Tutti e grazie. Arrivederci. Grazie, arrivederci direttore. Abbiamo sentito insomma nella voce la commozione di Francesco Benazzi, che avete sentito, conosceva Giancarlo Gentilini da quando era piccolo. Giancarlo Gentilini lo chiamava il Boccia, insomma tanti ricordi, tanti aneddoti ci ha raccontato il direttore generale dell'ULSS 2. Vi ricordo anche che il funerale di Giancarlo Gentilini si terrà il 29, martedì, nella chiesa di San Nicolò, che è una chiesa grande di Treviso, proprio per accogliere le tantissime persone che vorranno salutare lo sceriffo di Treviso. Alle 15:30 la messa, che sarà officiata dal vescovo di Treviso, Monsignor Tommasi. Ed ora continuiamo a sentire le testimonianze di tante persone. Abbiamo sentito il sindaco di Bassano, ora invece sentiamo il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai. Con Giancarlo Gentilini la pensavamo su tante cose in maniera profondamente diversa, ma è stato sicuramente un sindaco che ha segnato una stagione di Treviso, anche del Veneto, perché per tanti anni è stata una delle figure più note della nostra
regione. Ricordo che in una trasmissione televisiva a cui abbiamo partecipato insieme mi ha molto colpito un aneddoto che raccontava il suo modo di amministrare la città. Raccontava che quando camminava per le vie di Treviso trovava un palazzo che aveva magari intonaci scrostati, era tenuto male, o vedeva che qualcuno abbandonava rifiuti sotto casa, chiamava i proprietari dei palazzi, dopo aver fatto fare una verifica su chi fosse il proprietario, li chiamava al municipio di Treviso e gli diceva: senti, ma sai che quel palazzo è tuo, ma hai anche la responsabilità di tenerlo bene per la città. Ecco, il segno di un sindaco che amava tantissimo la sua città e di una figura che per tanti anni è stato sulla breccia. Ed ora invece sentiamo le parole di Roberto Marcato. Vediamo se riusciamo ad avere, eccole qua. Grazie Giancarlo per la tua passione, il tuo coraggio, la tua coerenza. Valori rarissimi in politica. Grazie davvero, di cuore. Fa buon viaggio, sceriffo. Un messaggio, le parole anche di De Bernardin. Sentiamo le sue parole quando ha saputo della morte di Giancarlo Gentilini. Vediamo se riusciamo a sentirle. Niente. E allora noi ci fermiamo un attimo, qualche istante, andiamo in pubblicità, poi torniamo e sentiremo anche altre testimonianze che ricordano Giancarlo Gentilini. Siamo tornati nuovamente in studio, ci colleghiamo perché lo vedo già sullo schermo con il nostro Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto che sono a Badoere. Continuiamo a parlare di Giancarlo Gentilini, lo facciamo proprio con Lucio che ieri ha ripercorso i luoghi simbolo, possiamo definirli così, di Treviso, ricordando la figura dello sceriffo di Treviso. Lucio, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Sì, vi abbiamo chiesto la linea per oggi perché come vedete stiamo girando la puntata di agricoltura e la puntata è dedicata all'asparago, però girando ovunque oggi non si fa altro che parlare di Giancarlo Gentilini che se n'è andato, è andato avanti, ma che è presente nella vita di ogni trevigiano e non. Io adesso sono a Badoere, come hai detto giustamente, sono con Carlo Benozzi che è il presidente del consorzio dell'asparago qui di Badoere. Ma il vero problema è che lui è un amico di famiglia di Giancarlo Gentilini, tra l'altro conosciuto prima che diventasse sindaco, anche perché va detto che noi siamo alle risorgive del Sile, nella zona del Montiron, è qui vicino, dove è di fatto nata anche la Liga Veneta. Ecco, il suo ricordo. Allora, Giancarlo, come tutti lo ricordano, è una grande persona, una persona di un carisma unico. La sua sincerità e la sua capacità di voler bene a tutti è un ricordo che noi portiamo dentro. Io lo ricordo quando veniva in famiglia al mercoledì, si veniva a trovare assieme a Maria, era un passatempo perché si capiva veramente la realtà di cui era Giancarlo. Era una persona sincera e ci teneva tantissimo il suo territorio e la sua gente. È una cosa che ho sempre vissuto così io. Ecco appunto che tutti pensano che il suo territorio fosse la città di Treviso, in realtà era la Marca Trevigiana, era queste zone. Sì, qui a Badoere ad esempio, io posso parlare quando veniva qui, la gente stravedeva per lui, metteva in difficoltà qualunque autorità perché lui attirava tutti, la gente proprio lo cercava, era un piacere essergli vicino perché era un qualcosa di unico. Ecco, perché secondo lei, visto che lei è presidente di un consorzio, cioè voglio dire, è in mezzo alla gente, non dico tanto quanto Giancarlo, ma perché aveva, cosa aveva, che marcia in più aveva? Allora, la sua voce era una cosa inconfondibile, però era la sua sincerità. La gente, anche chi non la pensava come lui, capiva che era una persona sincera, una persona pura, e io ne vorrei trovare altri come lui, difficilmente si trovano. Aveva il coraggio di dire quello che pensava in tutti i campi, anche qui quando veniva per noi era una carica unica. Io ero molto amico con mio papà, con mia mamma, ricordo che era veramente un piacere sentirlo parlare perché si capiva che era una persona sincera. Ecco, tra l'altro dicevamo appunto qui nasce la Liga, lui da dipendente dell'ufficio legale della Cassa di Risparmio era, diciamo così, contesta del Democristiano e poi è passato alla Liga, però è sempre stato, come dire, un po'
non dico al di fuori, ma vedeva la Lega, vedeva questo movimento in maniera un po' diversa. Lui, mi ricordo che io in politica non ci sono mai entrato, però mi ricordo che lui era un amministratore, lui la politica la bacchettava, ha sempre bacchettato i suoi compagni, chi era avversario, però lui era più un amministratore. Infatti so che era stato chiesto di andare anche a ricoprire altre cariche e lui voleva restare a Treviso perché diceva amava Treviso e voleva restare nel suo territorio. Aveva le capacità per fare ben altro, però era innamorato di quello che faceva. Lui era un grande amministratore. Ecco, che eredità lascia? Beh, a me personalmente, però mi sento di parlare anche per tanti altri, lasciava proprio il carisma che aveva lui, ti dava una carica anche nei momenti di difficoltà che abbiamo avuto tutti col consorzio, con le mostre. Lui aveva quella parola in più che ti dava una carica, che quando lo sentivi parlare, io avevo la fortuna anche di sentirlo fuori dai comizi qui quando parlava in piazza, era una persona che veramente ti dava coraggio. Io ho avuto delle piccole difficoltà quando sono entrato nel consorzio, lui mi ha scritto una lettera e se tante volte sono qui dentro e porto avanti gli ideali che abbiamo è anche per merito suo, perché ogni tanto me la ricordo questa lettera di cosa mi ha scritto e mi fa veramente un gran piacere averlo conosciuto. Devo dire che questa cosa delle lettere ricorre da tantissime persone, Daniela, perché lui deve aver scritto una lettera a tutti, forse a me, sarò stato l'unico a cui non ha scritto qualcosa, perché probabilmente ci parlavamo direttamente, forse perché io scrivevo, ma devo dire, mi ha colpito questa cosa. A Casugana di lettere ce ne sono addirittura ancora da aprire e il sindaco Mario Conte ha intenzione di creare, presumo, un libro, ma c'è come dire, c'è uno scritto per tutti e all'interno dello scritto c'è sempre qualcosa che poi uno tiene dentro nel cuore. Ah sì, perché appunto, come dicevamo prima, Giancarlo è una persona sincera, quindi quando ti scriveva con sincerità, non per darti merito di qualcosa anche che non avevi fatto, lui ti diceva e ti bacchettava anche dove sbagliavi, quindi lui ti metteva sempre nelle condizioni di avere i piedi per terra e di poter proseguire. Questo è quello che mi sento di dire di Giancarlo. Poi volevo approfittare in questo momento, fare le condoglianze da parte di tutta la cittadinanza, tutto il consorzio di Badoere, perché so quanto lo amavano, e in particolare la mia famiglia che ci tiene tanto, specialmente al figlio e a Maria, che voglio fare le mie condoglianze. Ecco, sentite, perché c'è dell'emozione, ecco, questo significa quanto una persona come Giancarlo Gentilini abbia inciso non solo nella città di Treviso ma in tutto il territorio, in tutta la Marca trevigiana sicuramente, perché noi che stiamo girando questa puntata sentiamo questa mancanza di Giancarlo Gentilini. Ricordiamo che martedì ci saranno i funerali alle 15:30 a San Nicolò e noi speriamo anche che ci sia un'adeguata possibilità di poter rendere omaggio al feretro, perché secondo me veramente tantissime persone parteciperanno all'ultimo saluto allo sceriffo di Treviso. Cosa dire altro? Noi continueremo il nostro viaggio oggi con un po' di peso in più, nel senso che certo viene a mancare una grande persona e questo è il peso, ma c'è anche la consapevolezza che questa persona ha lasciato un'impronta, quello che come dire, colpisce, no? Non importa forse quanti soldi hai fatto, non importa quanto famoso sei stato, l'importante è quello che lasci nel cuore della gente, e vi garantisco anche oggi, girando per la Marca trevigiana e non solo, Giancarlo Gentilini ha lasciato veramente un'impronta forte nel cuore di tutti i trevigiani e non solo. E con questa riflessione ti restituisco la linea, Daniela. Grazie davvero a Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto, grazie anche al suo ospite per questo ricordo importante di Giancarlo Gentilini. Sentiamo ora le parole del sindaco di Ponte di Piave, Paola Roma. Voglio portare il mio cordoglio, unito a quello di tutta la comunità di Ponte di Piave, al grande sindaco, allo sceriffo Gentilini, un uomo dagli indiscussi valori umani, dalla passione messa nel suo lavoro e da un'onestà importante. Voglio ringraziarlo per quell'esempio che ha dato a me, giovane sindaco, quando, venendo dai suoi amici a Ponte di Piave, mi ha ricordato che il sindaco doveva essere un grande megafono nel rappresentare tutto quello che i cittadini gli dicevano, disponibile e presente H24, dalle più piccole alle più grandi cose, sempre a disposizione dei propri cittadini. E voglio anche ricordare nel suo ruolo che per prima lo ha visto come sindaco avere l'elezione diretta al sindaco. Grazie, sindaco Gentilini, per tutto quello che hai insegnato anche a noi giovani sindaci.
Ed ora continuiamo con le testimonianze, quelle di Davide Acampora da Treviso. Giancarlo Gentilini per la nostra comunità, per Treviso, è stato molto più di un sindaco, è stato un leone, un guerriero che ha amato visceralmente il suo territorio e ha dato il cuore e la passione giorno dopo giorno per poterlo migliorare e per poterlo crescere e sviluppare. È stata una persona straordinaria, io ricordo ancora con affetto quando ho condiviso con lui il consiglio comunale diversi anni e spesso mi dispensava consigli, ho imparato molto da lui e devo molto alla sua persona e anche alla sua esperienza, quindi davvero sono molto dispiaciuto. Treviso piange una persona, un punto di riferimento e ci mancherà davvero tanto. Riposa in pace Carlo Giancarlo e grazie per tutto quello che hai fatto per noi e per la nostra città. Abbiamo sentito davvero tante testimonianze, ne avremo davvero ancora moltissime da farvi ascoltare, perché tantissime le persone che hanno voluto lasciare un messaggio di ricordo, perché tanti ricordi aveva lasciato Giancarlo Gentilini, e quindi a tutti e tante lettere, ed è proprio l'aneddoto questo dello sceriffo di Treviso, e lui scriveva a tutti, l'avevamo sentito anche dal direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, che ci raccontava, mi ha scritto tante lettere, abbiamo sentito anche ora con Lucio Zanatti che scriveva davvero lettere a tutti per dare consigli, per parlare. Quindi tanti davvero ricordi, però oggi è anche la festa del 25 aprile, festa della liberazione, che è iniziata con una polemica a Mogliano Veneto, dove il corteo non ci sarà, non c'è stato, il sindaco ha annullato sulla base delle indicazioni del governo e le opposizioni sono andate all'attacco. Sentiamo il servizio di Cristian Arboit. Se l'invito è alla sobrietà, dobbiamo ricordare che le cerimonie ufficiali per la liberazione sono improntate proprio al rispetto profondo che noi abbiamo per le persone che sono morte e che hanno combattuto per questa liberazione. È su quella sobrietà invocata dal governo che si consuma lo strappo a Mogliano, dove il sindaco con una lettera ha comunicato l'annullamento del corteo che solitamente si tiene il 25 aprile. Niente musica, banda o cori, niente bella ciao per intendersi, e questo in ossequio al lutto nazionale per Papa Francesco. Ma la polemica è chiaramente servita, come sempre, più di sempre. Non mi pare ci sia nulla di poco sobrio nel poter fare questo tipo di iniziativa. Voglio dire, mi pare invece molto poco sobrio il fatto di non farla fare. Dal canto suo Bortolato non ci sta e mostra carte alla mano come il comune abbia patrocinato il Vento Fischia, il mese di eventi voluto da ANPI e associazioni varie. E se il 25 la cerimonia sarà un po' ridotta anche per il lutto nazionale e non faremo come facciamo al solito un sacco di cose, insomma, ma ne faremo meno, insomma, questo non vuol togliere nulla al valore del 25 aprile. Sindaco che farà un discorso ridotto, non solo. Abbiamo chiesto anche all'ANPI, insomma, di astenersi al parlare, visto che ha avuto anche già molte altre occasioni, insomma, per parlare. Faremo una cerimonia contenuta nel rispetto del lutto. Quindi lei ha chiesto al presidente Giuliana Martonna di non parlare sostanzialmente domani? Sì, lo ricordo, saremo in pochi qui in piazza, perché vedete la piazza è assolutamente ridotta, saremo in pochissimi. Per l'opposizione la questione è di natura politico-ideologica e ha a che fare con il passaggio recente di Bortolato a Fratelli d'Italia. È la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Di certo, purtroppo, politicamente si sta tentando di strumentalizzare la propria figura istituzionale ai fini di contenere, diciamo, quella che può essere una memoria diffusa rispetto ai temi della resistenza e dell'antifascismo. La strumentalizzazione è del PD, controreplica Bortolato. Io sono sindaco da 6 anni e sui valori del 25 aprile, sui valori della Costituzione assolutamente non è cambiato nulla, rimango il sindaco, il mio pensiero rimane lo stesso di prima, assolutamente. Quindi lei continua a dichiararsi antifascista? Ma certo, il 25 aprile, lo ripeto, non è una festa solo dell'ANPI, è una festa di tutti gli italiani. Intanto lo stop al corteo divide la città.
Dal punto di vista mio, politicamente, anche se non facessero alcuna parata, per me sarebbe la stessissima cosa, ma questo è un mio parere personale politico. Mi verrebbe da dire che insomma l'amministrazione di Mogliano sia tale che evidentemente si trova bene nel trovare una scusa per non festeggiare il 25 aprile, ma questo è un pensiero cattivo di chi non la pensa come gli amministratori di Mogliano Veneto. 25 aprile, oggi gli 80 anni dalla liberazione, alzabandiera a mezz'asta in piazza San Marco, tanti gli appuntamenti, oggi festa di San Marco e anche festa del Boccolo, e ce ne parla il nostro Lorenzo Maier che ho in diretta telefonica. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno Daniela, a te e ai nostri telespettatori. Dunque oggi tante le cerimonie, tante gli appuntamenti istituzionali. Abbiamo detto alzabandiera a mezz'asta in piazza San Marco per la morte di Papa Francesco però oggi anche la festa di San Marco, la festa del Boccolo, una tradizione per Venezia. Una tradizione veneziana, una tradizione che ovviamente coinvolge e richiama tutto il Veneto, perché come ho detto anche il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, questa mattina durante l'omelia della messa che abbiamo fatto in diretta, San Marco è il patrono della città e quindi si identifica nella splendida basilica, ma anche il patrono di tutte le genti venete. E una festa di San Marco contrassegnata storica, purtroppo possiamo dire quest'anno contrassegnata dal lutto ovviamente per la scomparsa dell'amato Papa Francesco, è una festa che dunque non è stata... Abbiamo dei problemi di collegamento con il nostro Lorenzo Maier, vediamo se riusciamo a ripristinare la chiamata. Intanto anche a Verona cerimonia ovviamente per il 25 aprile, però ci sono stati volantini di protesta contro il premier israeliano Netanyahu, sono comparsi in piazza Bra durante le celebrazioni per l'80° anniversario della liberazione del nazifascismo. Attorno ai giardini della piazza sono stati affissi volantini con la foto di Netanyahu accompagnata da una scritta per la liberazione della Palestina. Vediamo se possiamo ricollegarci con il nostro Lorenzo Maier. Lorenzo, mi senti? Sì, ci sono ancora, Daniela, sì. Ecco, non so se eravate riusciti a sentire, dicevo, una festa di San Marco che non è stata ovviamente come gli anni scorsi, quindi è un momento storico per tutta la città, ma che è stata l'occasione anche in Basilica da parte del Patriarca per ricordare il Papa Francesco e il suo impegno per la pace. Ed è stato proprio significativo ancor più quest'anno questo motto di San Marco, Pax Tibi Marce Evangelista Meus, perché ha dato modo al Patriarca di sottolineare l'importanza dell'Evangelista, l'importanza del suo motto che inneggia, che auspica la pace per tutti, per la convivenza sociale di tutta la famiglia umana, ed è stata appunto l'occasione per il Patriarca di Venezia per ricordare ovviamente in Basilica Papa Francesco che proprio un anno fa, lunedì ricorrerà l'anniversario della sua visita a Venezia, che entrò in Basilica per pregare davanti alla tomba dell'Evangelista. Nella sua omelia, che abbiamo sentito davvero quest'anno carica di significati, il Patriarca ha sottolineato l'importanza per tutti di volere la pace, ma anche l'importanza di Venezia come città della pace. Oltre a Papa Francesco, il Patriarca ha ricordato anche uno dei suoi predecessori, Carlo Wojtyła, dicendo ad esempio che non c'è pace senza verità. Lo sentiremo poi anche nel messaggio di questa sera nel nostro TG che ci ha riservato. Ha fatto riferimento per esempio alla guerra in Ucraina, ha detto ci vuole verità, non può essere una guerra descritta come un'operazione speciale.
e ha ricordato poi la festa della liberazione, quindi anche l'aspetto civile. In chiesa c'erano le autorità civili, militari, tutte le confraternite, c'era il sindaco Brugnaro, il prefetto d'Arcopellos, il questore Gaetano Bonaccorso e tantissimi altri che poi in mattinata prima della messa hanno partecipato, come dicevi tu, all'alza bandiera con bandiere a mezz'asta, proprio per questo lutto che coinvolge tutto il mondo, ma la città di Venezia. Il tempo non è dei migliori, piove, ma comunque sia a San Marco, sia entrando che uscendo dalla celebrazione, abbiamo visto tanti turisti in coda armati del loro poncho con gli ombrelli, perché non volevano perdersi, ecco, questa occasione di visitare la città. Certamente un tempo autunnale più che primaverile, in parte era anche stato previsto anche un po' rovinato, possiamo dire, la festa, nel senso che non c'è stata un'invasione come avrebbe potuto esserci se il tempo fosse stato più favorevole. Ricordiamo che è in vigore il contributo d'accesso per chi arriva da fuori, che non è residente, per chi arriva da fuori dentro e per chi arriva in giornata, mentre chi ha scelto di trascorrere qui il ponte, quindi alloggia già negli hotel, nelle strutture, non deve pagare nulla. Ricordiamo anche che nel pomeriggio a Palazzo Ducale ci sarà un altro momento molto significativo in cui saranno premiate come d'abitudine le eccellenze, coloro che si sono distinti durante l'anno, che si sono impegnati per la città di Venezia in uno dei luoghi simbolo più belli, magnifici come Palazzo Ducale. Quindi anche nel pomeriggio ci saranno eventi, appuntamenti. C'è la tradizione del boccolo, il fiore che viene consegnato alla persona amata come segno di affetto, di amore, di speranza, possiamo dire anche di pace. Ricordiamo che poi domenica ci sarà anche questa grande partita Venezia-Milan e i tifosi che arriveranno appunto da fuori città sono anche loro soggetti al pagamento del contributo d'accesso qualora non siano pernottanti in città. Dunque un weekend denso di significati, con un pensiero a Roma. Il patriarca partirà poi nel pomeriggio, domani lo ricordiamo, sarà tra i concelebranti delle esequie del Santo Padre, e un weekend ricco che prepara poi l'assalto di maggio e al prossimo ponte. Grazie davvero Lorenzo, grazie per averci raccontato queste cose importanti di Venezia, questi appuntamenti importanti. Grazie davvero, oggi l'abbiamo visto una giornata purtroppo autunnale, non tanto primaverile, ma insomma annunciata. Nei prossimi giorni sicuramente tornerà a splendere il sole. Posso dirti, se mi senti ancora, sì? C'è stato anche qui a Venezia, mi sembra così significativo riportarlo, anche qui a Venezia c'è stato un ricordo del sindaco per sempre di Treviso, Giancarlo Gentilini. Grazie, questo fa molto piacere. Noi stiamo parlando davvero da ieri, e anche tutta questa prima edizione della morte dell'ex sindaco di Treviso Giancarlo Gentilini, come lo abbiamo sempre chiamato noi, lo sceriffo. Quindi ti ringraziamo davvero, grazie davvero Lorenzo. Voi. Grazie, buon lavoro, buon 25 aprile. Noi andiamo avanti perché abbiamo anche sentito i cittadini, abbiamo chiesto a loro se per loro ha senso oggi ricordare questa data. Sentiamo. 25 aprile 1945, 25 aprile 2025, 80 anni dopo la liberazione dell'Italia dall'occupazione nazifascista, la fine della seconda guerra mondiale. Una guerra tremenda costata la vita a oltre 60 milioni di persone tra militari e civili. Un dovere ricordare questa data, come hanno ammesso al nostro microfono le persone avvicinate in centro a Bassano, e al proposito non hanno tralasciato la richiesta di sobrietà durante le manifestazioni in concomitanza con la scomparsa di
Papa Francesco. Il 25 aprile è una data importantissima, ci mancherebbe altro, però non mi piace neanche quella presa di posizione per quanto riguarda le cerimonie che vanno fatte per il 25 aprile. C'è un Papa che è morto, quindi un po' di rispetto sia per l'uno ma anche per il 25 aprile, ci mancherebbe altro. È una data da ricordare sempre, ma non solo per noi italiani, per tutto il mondo. Ho 92 anni, dunque... Quindi lei c'era? Lei c'era? C'ero. Quando abbiamo visto gli americani arrivare è stata una gioia. Ricordare oggi quella data, cosa significa per lei? Beh, ricordo sempre la guerra. Ecco. Il dolore della guerra resta in ogni caso? Sì. Tutti i danni che ha fatto e tutto, ecco. I morti che ci sono stati. Tutto ciò che ha influito in maniera così determinante nella vita di tutti noi deve essere ricordato, perché è un grande raggiungimento di pace, di una conquista. Va festeggiato, non si parla di sobrietà perché mai nessuno si è messo a ballare per il 25 aprile perché è una festa seria. La liberazione ha un senso stupendo, meraviglioso, proprio veramente, liberazione. Ed ora apriamo la pagina dedicata alla cronaca e parliamo dell'omicidio-suicidio di Oltra Lamon. La Procura di Belluno ha conferito l'incarico per le autopsie sui corpi delle 2 vittime. La notizia della denuncia presentata dall'ex moglie è stata un accelerante in un clima di crescente tensione familiare. Impossibile prevedere come si sarebbe evoluta la giornata. Lo afferma la procuratrice reggente di Belluno, Roberta Gallego, che sta affiancando il PM Claudio Fabris nelle indagini sull'omicidio-suicidio di martedì a Oltra di Lamon. La procura è pronta a conferire l'incarico per le autopsie che saranno eseguite nelle prossime ore. L'esito degli accertamenti medico-legali forniranno elementi utili ad inquadrare la tragedia accaduta martedì fra le 17:30 e le 18 in una camera al primo piano di Casa Gaio. I particolari emersi fin qui sono raccapriccianti. Vladislav Gaio avrebbe ucciso il figlio Riccardo di 17 anni per una sorta di vendetta nei confronti dell'ex moglie che poche ore prima si era rivolta ai carabinieri per denunciarlo. Un'onta intollerabile per il 49enne che ha impugnato un coltello e ha infierito con ferocia sul ragazzo, infliggendogli la morte con 2 colpi partiti da una pistola da macellazione. L'uomo ha poi rivolto la medesima arma contro se stesso, uccidendosi. In casa, nella frazione di Oltra, in quel momento padre e figlio erano da soli. Non c'era la figlia più piccola, a cui però il destino ha riservato di scoprire poco dopo i 2 cadaveri. Inutili, come si sa, i soccorsi, pur tempestivi. Un epilogo tragico, inimmaginabile, anche se pare che in quella casa i conflitti familiari fossero ordinari, specie dopo la separazione dei 2 coniugi che da 3 anni condividevano lo stesso tetto. Il sostegno economico arrivava principalmente dal lavoro stabile della donna, saltuaria l'occupazione del 49enne, fino a un mese fa operaio alla Metalba nella sede di Bassano del Grappa. Riccardo, dopo aver concluso le scuole dell'obbligo, si era iscritto a un istituto superiore a Fiera di Primiero che aveva deciso di abbandonare anzitempo. Fortissimo il suo legame con la madre e la sorella, quasi adolescente. Entrambe da martedì sono trattenute in ospedale dove stanno ricevendo cure e sostegno psicologico. A Lamon, in segno di lutto, sono state rinviate tutte le occasioni di svago in calendario nel prossimo lungo weekend. Ed ora andiamo a Trieste perché parliamo di un'aggressione che è avvenuta all'interno dell'ospedale. Un uomo conosciuto negli ambienti ospedalieri in evidente stato di alterazione. Questa notte ha infastidito una giovane paziente nella camera calda del pronto soccorso dove arrivano le ambulanze. Intervenuto per allontanarlo un barelliere è stato colpito da una sberla. L'aggressore è stato accompagnato verso il triage, ma una volta arrivato ha dato in escandescenze avventandosi contro una guardia giurata di Securitalia in servizio, cercando ad un certo punto di disarmarlo. Per fortuna il sistema di sicurezza della Fondina ha impedito che l'arma venisse sottratta. Nel frattempo, richiesto nell'intervento sul posto, erano giunte le forze dell'ordine che hanno raccolto le testimonianze di chi ha assistito a quanto accaduto. L'aggressore è riuscito ad allontanarsi, ma la sua identità è stata riconosciuta, pertanto contro di lui si procederà attraverso le dovute azioni. Ed ora torniamo invece a parlare della tragedia di Valdagno a Ponte dei Nori. È arrivato il nulla osta della Procura per le esequie di Leone e Francesco Nardone. I funerali saranno celebrati sabato mattina, bandiera a mezz'asta e lutto cittadino, l'ordinanza firmata dal sindaco.
Sarà sabato il giorno del lutto in cui la comunità valdagnese si stringerà attorno alla famiglia di Leone e Francesco Nardon, 64 e 21 anni, padre e figlio rimasti vittime del parziale crollo del Ponte dei Nori nella notte di giovedì 17 aprile che li ha ingoiati mentre viaggiavano a bordo della loro auto. Il nulla osta per l'esequio è arrivato al termine dell'autopsia disposta dalla Procura di Vicenza sui 2 corpi. Francesco, secondo quanto emerso, sarebbe morto per annegamento, mentre il padre Leone avrebbe perso la vita a seguito dei traumi riportati. La procura indaga per omicidio colposo plurimo. Si svolgeranno sabato mattina alle 10 alla chiesa di San Clemente che vedete alle mie spalle i funerali di Leone e Francesco Nardon. È tutta la comunità a piangere la loro scomparsa, una tragedia che ha lasciato tutti sotto shock e per la quale il sindaco ha già proclamato il lutto cittadino. Le salme arriveranno al Duomo alle 9:30, ci sarà un momento di preghiera e testimonianza e la cerimonia funebre inizierà alle 10. Per l'intera giornata le bandiere sugli edifici comunali saranno esposte a mezz'asta, decisione che, si legge nell'ordinanza firmata dal sindaco, nasce per manifestare il cordoglio della città di Valdagno per questa grave perdita ed esprimere vicinanza alla famiglia in considerazione del comune sentimento di commozione che ha toccato tutta la comunità valdagnese. L'amministrazione comunale conferma la sua vicinanza alla famiglia e, come annunciato, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di sabato. Durante il periodo delle esequie, cioè tra le 9 e le 13 di sabato, invitiamo tutti i cittadini e le associazioni a esprimere cordoglio ai familiari nelle forme che ritengono più opportune. E per la sera del 25 è prevista una veglia di preghiera nel Duomo di San Clemente in ricordo di Leone e Francesco, padre e figlio accomunati da un tragico destino. Una notizia che arriva da Padova: i carabinieri della stazione di Este hanno arrestato in flagranza di reato una 44enne residente nella Bassa Padovana, ritenuta responsabile della violazione del divieto di avvicinamento ai genitori. I fatti sono stati denunciati proprio dai genitori della donna, stanchi delle continue vessazioni, minacce e percosse subite, che avevano già portato la Procura della Repubblica di Rovigo a richiedere ed ottenere dal GIP l'adozione della misura cautelare del divieto di avvicinamento. La donna, che aveva già trasgredito il divieto, ha violato nuovamente le misure impostegli, presentandosi in più occasioni presso l'abitazione dei genitori, minacciandoli per futili motivi, aggredendo il padre e affermando di voler chiudere definitivamente i conti. I carabinieri hanno atteso l'ennesimo avvicinamento, bloccando la donna. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, vi presento subito gli ospiti che ci hanno raggiunto: il sindaco di Silea, Rossella Cendrone, intanto buongiorno. Buongiorno a tutti. Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Entrambi vengono dalle celebrazioni dei rispettivi comuni del 25 aprile, di cui magari vi proponiamo qualche foto. Eccola qua, qui siamo a Spresiano e insomma, vedete... le riusciamo a far vedere così, insomma qualcuno, c'è sempre un po' di polemica intorno a queste celebrazioni, sindaco. Ma in realtà devo dire che la polemica è più quella che si scatena i giorni precedenti, poi dopo quando si fa la manifestazione polemiche ce ne sono sempre poche. Oggi poi si festeggiavano gli 80 anni, per cui se si può era ancora più sentita la celebrazione, non ci sono state affatto polemiche, è stato fatto l'intervento anche da parte di ANPI. Nonostante il maltempo la gente è venuta? Sì, noi abbiamo più che altro associazioni d'Arma e ANPI e qualche cittadino, però diciamo che non è una manifestazione così partecipata a livello fisico, ecco. Ma questo non toglie, insomma, che non sia una manifestazione che ognuno porta nel cuore e la celebra a proprio modo. È vero che questa è una settimana che vede le nostre comunità un attimino sconvolte, ecco, perché prima la morte di Papa Francesco e poi ieri quella di Giancarlo Gentilini hanno scosso non poco gli animi, per cui oggi si respirava un'atmosfera triste, sebbene la celebrazione fosse una celebrazione di gioia sicuramente. Credo che
parte delle eventuali polemiche sia stata sopita anche a causa appunto di questi due eventi, e se posso, so che non debbono essere fatti paragoni e ci mancherebbe altro, guai a farli, però quanto è successo ieri sicuramente è stata una bella batosta, ecco. E di questo poi parleremo assolutamente fra pochi minuti, perché prima insomma volevo chiedere a Rossella Cendron, 25 aprile con la partecipazione dei ragazzi. Certo, una bellissima festa della liberazione che si è tenuta anche quest'anno, assolutamente senza polemiche, proprio perché anche il fatto che si decide la scaletta, gli interventi assieme alla scuola, che ricordo ha uno spazio importantissimo in questa festa del 25 aprile, dove ci sono il Consiglio Comunale dei Ragazzi, in particolare le classi terze della scuola media, le classi quinte della scuola primaria, i docenti, quindi la dirigente scolastica, che partecipano assieme a tutte le associazioni combattentistiche, ai nostri alpini, le autorità civili, militari, religiose, eccetera, e appunto concordiamo insieme la scaletta. Si è svolto tutto regolarmente con l'omaggio, diciamo, alla deposizione delle corone al cipo dei caduti per la libertà, e poi tutti insieme siamo andati, così ci siamo anche riparati dal meteo, che non era proprio l'ideale oggi, ma nell'aula magna della scuola media, dove si è tenuto il discorso del sindaco, quindi il mio discorso, e gli interventi di tutti i ragazzi che fanno proprio un lavoro di educazione civica. Il progetto a cui si attiene si chiama proprio Valore Memoria, quindi valorizziamo anche questi momenti civici in una chiave educativa, e davvero la partecipazione è stata tanta, perché insomma ci sono state più di 100 persone, considerato anche il tempo. È un momento molto sentito, anche il fatto di coinvolgere le famiglie sicuramente è un valore aggiunto per dare un significato rinnovato anche a questo 25 aprile, che è l'80°, quindi una portata anche ideale, forse più sentita delle altre, anche per, come diceva il sindaco della Pietra, proprio cade in un momento particolare, ecco, in cui le riflessioni si fanno più acute e più profonde. Oggi avremmo dovuto parlare di tanti argomenti, che ovviamente una scaletta che è stata ripensata dopo la notizia della morte di Giancarlo Gentilini. Ieri abbiamo fatto davvero una lunga diretta per raccontarvi questa figura importante di Treviso. Tantissimi abbiamo visto i messaggi, abbiamo visto oggi per la prima volta la testimonianza del direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, molto commosso, e una figura, qualcuno dice importante, imponente per Treviso, che lascia un segno indelebile per questa città. Sì, non solo per la città di Treviso, per tutta la provincia e non solo. Giancarlo ha trasceso quelli che erano i confini della provincia, della regione, direi anche nazionali quasi, però ecco sì, una figura a volte divisiva, ma che godeva del rispetto di tutti quanti, quindi sebbene talvolta sembrasse rude, e lo fosse anche per certi versi, specie in qualche uscita, ecco, io so che l'onore delle armi gli è sempre stato reso anche da parte degli avversari politici, e questa è una cosa che è più unica che rara, ecco, perché molto spesso c'è ipocrisia, c'è comunque lo scontro, e c'è anche il portare la propria bandiera. Con Giancarlo questo non avveniva, e anche le testimonianze, ieri sera ho seguito la vostra diretta, anche le testimonianze che sono state portate da chi non era proprio in linea con lui dimostravano un rispetto e una considerazione che in pochi possono vantare. Poi io ho avuto il privilegio di conoscerlo, di parlarci spesso assieme, conosco bene sia Tony che Stefano. Stefano ha vissuto anche a Visnadello per un periodo, per cui insomma, ci siamo frequentati, e aneddoti ne avrei. E dopo magari il sindaco glieli chiedo. Che cosa ha pensato quando ha saputo di questa notizia?
No, mi ha molto colpito perché davvero Giancarlo Gentilini, anche con le sue provocazioni, le sue, magari il fatto di debordare su alcune cose, insomma, che ricordo bene anche quando ero studentessa, insomma ci ricordiamo tutti qualche uscita magari di cui non andavo fierissima da trevigiana, però bisogna riconoscere a Giancarlo Gentilini un merito. Uno è quello di aver saputo ascoltare le persone, quindi rappresentare, proprio incarnare la politica di prossimità, cioè il sindaco come colui che ascolta le persone, che è vicino alle persone, e io credo che bisogna riconoscere questo merito a lui, che proprio è stata una figura simbolo in questo senso, e lo ricordo anch'io con grande piacere, perché ho avuto nella mia esperienza di amministratore l'occasione più volte di incontrarlo, e in particolare ricordo un episodio in Piazza dei Signori con gli arrotini, in cui entrambi ci siamo messi a pedalare con le biciclette degli arrotini, e poi proprio di recente era stato sul territorio di Silea a inaugurare l'attività di un nipote che proprio ha sede a Silea, e quindi l'avevo invitato a tagliare il nastro assieme a me. E appunto gli ho detto, ma sindaco, perché uno rimane sindaco poi tutta la vita, ho piacere che tu faccia il discorso assieme a me. E lui, con la sua consueta, anche pomposità, perché era uno che sentiva proprio il momento formale e parlava alla sua gente. Ecco, questa capacità di essere prossimo, di essere vicino e di sentire la responsabilità dell'essere amministratore, bisogna assolutamente riconoscerla, ed è un segno da lasciare anche alle giovani generazioni, perché la mia domanda, mi chiedo sempre se questo senso di responsabilità che interpretiamo da sindaci, vero Marco, che sentiamo ogni giorno, riusciamo a trasmetterla. Sicuramente Giancarlo Gentilini ha lasciato un segno su questo, e ne siamo grati. Tra l'altro si chiama Francesco, il nipote, fatalità, esatto, adesso sembra un caso, ma... Marco, parlavi di aneddoti. No, potrei parlare per ore, ma meglio di no. Raccontaci qualche aneddoto di Giancarlo Gentilini. Ne abbiamo raccontati diversi. Io sì, ma a parte poi dopo il solito vieni qua CEO, no? Ogni volta che vieni qua, che no, ascoltami. No, ma poi è stato anche in campagna elettorale, è stato da me l'ultima campagna elettorale, tra l'altro giorno di mercato, quindi proprio... No, io lo ricordo prima ancora, ma tanto prima che io diventassi sindaco, io ho studiato a Parma, e c'è stata una donata degli alpini a Parma, erano gli anni 2000 più o meno, e Tony e Stefano sono venuti a trovarmi a Parma con gli amici alpini, e quindi abbiamo passato questi 3-4 giorni assieme, e la domenica arrivava Giancarlo a Parma. Allora io nello stesso periodo avevo vissuto anche l'incontro con il Presidente della Repubblica a Parma, mi pare fosse Ciampi all'epoca, adesso non voglio dire una fesseria. Insomma, quando è arrivato Giancarlo, io, credetemi, non c'era Presidente della Repubblica che tenesse. Per amore di Dio, era la festa degli alpini, quindi era proprio il suo mondo. Però noi eravamo con lui, quindi abbiamo fatto 200 metri in 8 ore tipo assieme, e non c'era una persona che non lo fermasse, che non lo osannasse. Cioè lui, quando prima dicevo che ha trasceso, io l'ho proprio vissuta con mano. Ero un ragazzino, io avevo 25 anni, quindi non avevo neanche idea di fare politica, però ecco, la grandezza, ma soprattutto la percezione di chi fosse davvero Giancarlo Gentilini, io ce l'ho avuta a Parma. Adesso mi ricordo fosse 2000, dovrei andare a vedere che anno, anche perché poi avevo visto il Presidente della Repubblica poco prima, e non c'era lo stesso trasporto, la stessa enfasi. Lui era empatico al 1000%, io davvero non potevi non interagire, caspita, con Giancarlo, per cui io ricordo, ce l'ho prima ancora, poi da amministratore ci siamo visti in diverse occasioni, abbiamo avuto modo di confrontarci, sono stato anche strigliato. Io ricordo un'altra cosa che tengo custodita e non è che mi hai fatto vedere a nessuno, e neanche non lo farò adesso, è una lettera che lui mi ha scritto quando sono uscito. Guarda, ti interrompo un attimo, perché questa è una delle cose che è emersa oggi. Ce l'aveva detto il direttore generale, che lui scriveva le lettere dando dei consigli, dicendo
Ce l'ha detto anche uno dei suoi amici insomma, di famiglia, che lui scriveva lettere, adesso ce lo confermi anche tu. Io ho ricevuto una lettera quando sapete che io ho avuto un breve periodo in Lega, è stato un po' tumultuoso, no? Poi che ne dica la narrativa dice che io ho avuto un passato lungo, in realtà sono stato 1 anno e mezzo, 2 anni, però quando sono uscito, non è stata proprio un'uscita così, ma neanche bonaria, cioè comunque un po' di confusione c'è stata. Io l'unica persona dalla quale ho ricevuto una lettera, ma anche di supporto e di vicinanza, è stato Giancarlo Gentilini. Io l'ho sempre tenuta in ufficio, nell'ufficio dove lavoravo, l'ho sempre tenuta incorniciata dietro di me e ce l'ho, è lì ferma. Il bello è che non l'aveva indirizzata solo a me, l'aveva indirizzata anche ad altre figure e quello secondo me è ancora di più un valore aggiunto. Cioè, era rivolta a me, ma l'ha indirizzata anche agli altri. Io quella ce l'ho, non ve la farò mai leggere, però ce l'ho e la tengo custodita come forse il più bel segno, ecco, che ho avuto da Giancarlo, assieme a autografi, manifesti, ne ho una valanga, insomma. Ecco. Comunque lui trascendeva anche quello che era la sua appartenenza politica e sì, questo ci tengo a dirlo. Ecco. Assolutamente. Patrimonio di tutti. Se posso aggiungere il suo CEA, mi raccomando, anche a me, giovanissima assessore al tempo, cioè me lo ricordo, è proprio un segno di vicinanza, ma anche con proprio la giusta caratura. Ecco. E anche a me è venuto in mente un altro episodio, sempre pubblico. Noi condividevamo con Treviso la discesa folcloristica sul Sile e quindi anche la famosa inaugurazione della frittata gigante che si mangiava a metà percorso, dove c'erano i discorsi istituzionali, e io mi sono trovata appunto a fare il mio intervento di fianco a Gentilini, che insomma all'epoca era un faro, comunque veramente un sindaco di una caratura particolare, e davvero ricordo proprio questa sensazione delle persone che lo osannavano, e mi sono proprio resa conto di quanto era amato ed è tuttora amato. Ripeto, il grande rispetto verso una figura che ha saputo intessere un dialogo così profondo con la sua gente e anche riscuotere la fiducia, che oggi è un grandissimo valore. Quasi tutti hanno detto ha tracciato la strada di molti amministratori. Io l'ho scritto ieri, ho scritto subito. Talvolta noi usiamo anche i social per far vedere che partecipiamo, no? Talvolta diciamo non c'è un approccio diretto, c'è un approccio studiato. Io ieri invece mi sono messo a scrivere subito perché Giancarlo è stato un maestro per tutti. Ripeto, era divisivo sicuramente, c'era chi magari, sai, in una stanza con lui stavi stretto, ma era giusto così, era giustissimo così. Io quando ieri sera ho visto anche la moglie che ha detto che le è stata vicina, che era lì con Tony, dire era una presenza, è grazie, cioè, lui riempiva. Ma riempiva non solo, spesso viene ricordato perché era un po' cacciaroso, no? Era un po', ma in realtà caspita, uno che si laurea in giurisprudenza negli anni che si è laureato lui, che va a lavorare in Casamarca e diventa una... Capite bene che la profondità e anche la struttura di quello che diceva, caspita, se lo leggevi anche oltre la parte più diciamo, vorrei quasi dire bucolica, ma più folcloristica, più no? Caspita, era un uomo profondissimo, per cui ecco, io ho scritto che per me era un maestro, ma proprio per questo discorso qua, perché anche quando si sembra leggeri, quando in realtà c'è una profondità che se uno sa leggerla, caspita, ciao. Per cui sì, lui ha segnato un'epoca, ma soprattutto ha insegnato a noi come porci nei confronti della gente, dei bisogni della gente, delle istanze della gente e del modo di... Ho detto, lui faceva il sindaco, non era sindaco, che è una cosa ben diversa. Ma, e poi ecco, mi vengono in mente di Giancarlo Gentilini anche le sue strigliate pubbliche
mezzo stampa, mezzo consiglio, cioè lui era libero, nel senso anche all'interno del suo partito, di manifestare il suo dissenso e la sua contrarietà, e arrivavano, come dire, le frecciatine anche ai suoi, perché era una persona libera di esprimere il suo pensiero anche in maniera critica, e questo è un altro aspetto che insomma dobbiamo sottolineare di lui. È bellissimo perché noi potremo parlare tantissimo, davvero ore, di Giancarlo Gentilini, perché ci sono tantissimi aneddoti, tantissimi ricordi da parte di tutti. Ieri ha detto il figlio, a noi ha detto sarebbe stato da clonare, ma no, non è possibile, è impossibile clonare un Giancarlo Gentilini. Decisamente, ma sarebbe anche così. Guarda, io credo che è chiaro che siamo tutti dispiaciuti per la morte di Giancarlo, ma credo che il suo ricordo davvero sarà una cosa fuori dal comune, perdonatemi il gioco di parole, ed è bello pensare che un pezzettino di Giancarlo c'è in ognuno di noi, non solo noi amministratori ma anche i cittadini. Ieri tu dicevi durante la diretta, tanti turisti ci hanno chiesto, cioè capite cosa vuol dire quando tu non sei un sindaco, sei il sindaco di tutti, e anche il fatto che lui abbia rinunciato alle avance di Roma piuttosto che dell'Europa, piuttosto che del Consiglio regionale, per rimanere a Treviso e per vivere la sua Treviso, per stare vicino ai suoi cittadini. Infatti erano i suoi, non erano i cittadini di Treviso, erano i cittadini di Gentilini. Cioè è una cosa davvero grande, questo amore viscerale, spassionato per il proprio paese, ed è quello che ci ha insegnato. Magari noi abbiamo modi differenti, ecco, di dimostrarlo, ma quello è. Io sono convinto che la passione, quello che ci arde dentro, sia lo stesso, per cui è impossibile clonarlo, ma in ognuno di noi c'è un pezzettino, quindi un po' siamo noi cloni di Giancarlo, e sta cosa qua è un privilegio. E prima di parlare con Rossella ancora, io vi farei vedere una foto che ho rubato adesso. Allora, è Giancarlo Gentilini, si riconosce, ma accanto è un Marco Della Pietra giovanissimo. Abbastanza, sì, lì ero poco più che ventenne, sì, no, forse qualcosina anche in più, forse anche trentenne. E sì, lì eravamo con Giancarlo. Cioè ieri praticamente. Sì, l'altro ieri. Se vedete in mano ho la custodia di una macchina digitale, quindi i telefonini non erano ancora di quelli, no, che si potevano fare le foto, e quindi pare che fossimo a un motoraduno. Guarda, vedi te, qua forse a Santa Lucia, adesso non ricordo bene, però l'ho rivista stamattina perché l'ha postata un'amica che avevamo in comune. E sì, lì ero proprio giovane, e lui era, come diceva lui. Ma guarda lui è proprio lui là, cioè là col dito così, ecco, tanta roba. Insomma, noi siamo quasi al termine di questa edizione, abbiamo veramente dedicato l'intera edizione, abbiamo dedicato ieri la nostra edizione straordinaria, perché così doveva essere, perché insomma Gentilini lo è stato per gli amministratori, lo è stato anche per i giornalisti, per tutti, è stato davvero un simbolo. Lo ricordo ancora una volta perché martedì 29, 15:30, i funerali nella chiesa di San Nicolò, una chiesa grande, la più grande di Treviso, proprio per dare la possibilità a tutti, insomma, di poterlo salutare. Rossella, un'ultima parola proprio su Giancarlo Gentilini. Che cosa se dovessi dire in breve, descrivere Giancarlo Gentilini? No, io mi sento proprio di richiamare ai giovani amministratori, ma ai giovani in generale, il valore della passione. E Giancarlo Gentilini ha dimostrato la sua enorme passione, la sua enorme passione per la politica, e mi sento anche di dire la politica con la P maiuscola, quella che guarda i bisogni della gente. Certo,
ha trovato le sue risposte che magari non potevano o non possono piacere a tutti in alcuni frangenti, però lui veramente ha interpretato la sua vita come servizio e questo gli fa guadagnare davvero il rispetto di tutti. Un'ultima parola anche con te, Marco. 2 parole, come lo descriveresti Giancarlo Gentilini in 2 parole? No, in 2 parole è impossibile. In 2 parole, come descriverei Giancarlo Gentilini? Sì. Giancarlo Gentilini. Bene, noi siamo arrivati al termine, io ringrazio davvero, avremmo dovuto parlare di tanti argomenti ma avremo occasione di farlo nelle prossime nostre prime edizioni, questa era giusto dedicarla ancora una volta a Giancarlo Gentilini, così come dedicheremo una gran parte del nostro telegiornale di questa sera dalle 19:30 di Treviso. Grazie davvero a Marco Della Pietra per essere stato con noi, grazie a Rossella Cendron. Grazie a tutti, io ringrazio. Buon 25 aprile a tutti. Grazie. E buon San Marco anche allora, visto che... Giusto, e buon onomastico. Giustamente. Quindi auguri anche al sindaco Della Pietra. Ringrazio Andrea Basso e Mattia Pizzaia per averci seguito, appuntamento per la prima edizione per domani, grazie e arrivederci.